Claudio era un uomo forte e coraggioso, un tribuno militare rispettato e temuto. La sua vita si svolgeva tra battaglie e ordini, immersa in una rigida disciplina. Accanto a lui c'era Ilaria, una donna di grande bellezza e dolcezza, la cui forza non era nella spada, ma nel cuore. Condividevano la loro vita con i loro due figli, Giasone e Mauro, pieni di gioia e vivacità. La loro famiglia sembrava solida e felice, ma un segreto ancora più grande li aspettava. Un giorno Claudio fu incaricato di interrogare due prigionieri, uomini semplici ma dal volto sereno, accusati di professare una fede proibita. Claudio, abituato a sottomettere con la forza chiunque gli si opponesse, si trovò spiazzato di fronte a quelle parole piene di pace e amore. I due uomini parlarono di un Dio che amava senza condizioni, di un Salvatore che aveva donato la vita per l'umanità. Claudio, incredulo, cercava di resistere, ma dentro di sé qualcosa si stava spezzando. Quando Claudio tornò a casa, raccontò a Ilaria quello che aveva sentito. La sua voce tremava e i suoi occhi, di solito così decisi, erano pieni di domande. Ilaria lo ascoltò con attenzione e qualcosa nel suo cuore cominciò a battere più forte. Decisero di incontrare di nuovo quei due uomini per saperne di più. Questa volta portarono con sé i figli. Le parole di fede che udirono cambiarono per sempre le loro vite. Claudio, Ilaria, Giasone e Mauro si lasciarono avvolgere da una luce nuova, una luce che portava speranza e pace. Decisero di seguire quel Dio, di lasciare che il loro cuore si riempisse di amore e non più di paura. Ma il cammino della fede non è mai facile. La notizia del cambiamento di Claudio arrivò presto all'orecchio dell'imperatore. La famiglia fu separata e condotta al giudizio. Claudio fu condannato a una morte crudele, gettato nel mare con una pietra al collo. I due giovani figli, pieni di coraggio nonostante la loro giovane età, furono condotti al patibolo insieme ai soldati che avevano seguito l'esempio del tribuno. Il loro sguardo non tradiva paura, ma una forza che veniva da una promessa più grande della vita stessa. Ilaria, col cuore spezzato, seguì i corpi dei suoi figli per dar loro una degna sepoltura. La sua preghiera era silenziosa, ma piena di fede. Non si ribellò, non pianse davanti ai carnefici. Quando la presero mentre pregava inginocchiata, Ilaria sollevò lo sguardo al cielo. Il suo volto brillava di una luce che i suoi aguzzini non riuscirono a capire. I corpi di quei martiri furono sepolti lungo una strada antica, ma la loro memoria non fu dimenticata. Ancora oggi, chi si reca lì sente una pace inspiegabile, un richiamo alla fede che cambia il cuore. Il sacrificio di Claudio, Ilaria e i loro figli è come una fiamma che arde ancora, invitando chiunque ascolti la loro storia a credere che l'amore vince sempre, anche quando tutto sembra perduto. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.